Ciao, ma non Alberto. esageriamo, ultima giornata del Paul Bar e l'ultimo giorno di scuola, sempre un'atmosfera un po' particolare. Intanto grazie all'emittente, grazie al pubblico che ci ha seguito, grazie al formidabile staff al quale dovremo dedicare un applauso supplementare. Questa sera il preside Paul, per l'ultimo giorno di scuola, ha chiamato con sé un grande amico, un grande artista che ritorna e sta preparando l'immancabile concerto per Pina. Salutiamo il grande Andrea Podighe che ha portato con sé suo figlio Alan e Maria Grazia Toschi, due giovani voci emergenti dell'isola. Poi ancora la bellezza e il fascino di una poetessa al servizio della bellezza e del fascino della poesia, Marella Giovannelli. Poi ancora piccole e tenere note al servizio di una deliziosa creatura, Laura Santucci. La vivacità, l'energia dell'Angela Dance, il grande mestiere dei marimba e la felicità di un grande cabarettista che ha aspettato 20 anni per essere contento per lo scudetto dell'Inter, Giuseppe Masia. Ma guarda, guarda, diciamo che ho aspettato 20 anni che arrestassero quelli della Juve. Ecco, guarda, qui ti faccio conoscere Giuseppe, che poi è il nostro DJ, il mitico. Posso avvicinare? Lello, vieni Lello. Lui è juventino, vai Juventino. Lello fa da Juventino. No, non è vero. Siamo tutti dell'Inter. Quando è che hai iniziato a tifare Inter? Quando sono nato. Sei nato già con l'Inter nel cuore. Nero-azzurro. Nero-azzurro. Certo, pensa Oggi che però... la prima parola che ho detto è stata Inter, poi babbo, mamma, tutte le Ecco, però oggi a proposito di sport, abbiamo iniziato bene a dire parlo di sport perché oggi c'è anche uno spazio... Non è perché, è perché! Così devi dire. Perché? Ma Le donne vanno che via. c'entra? No, aspetta qua. Prova a dirlo tu, perché? Dillo te. Ma perché? Visto? Ci stiamo desantizzando. Prova a dirlo anche tu. Siamo rovinati. Aspetta, guarda, secondo me si sono desantizzati anche loro. Prova a dire perché? Vai. E dillo! Non è ancora entrata nel... Prova a dirlo tu. Perché? Vedi? Ecco. Siamo tutti pieni, guarda. Vai. Signora Marella. Prova a dire anche Marella. Perché? Vedi? Tutti desantizzati, anche il bambino, desantizzati. Perché? Prova. Perché? Vedi? È uguale. Bellissimo. Dai. Allora, stai qua al mio fianco anche tu. Però ritornando per lei, scusate, di sport, oggi è una giornata anche particolarissima, intanto perché comunque sono finite tutte quelle che sono le partite nella nostra regione, o quasi tutte, e oggi noi abbiamo l'onore di aver registrato poi dei commenti di un grande presidente Rusconi, che è il presidente dell'Olbia Calcio, al quale facciamo un grande applauso, che ci sta guardando in questo momento. Buonasera Franco Rusconi, sarà con noi più tardi, anche perché devi sapere perché... Anche perché devi sapere che le donne vanno via. No, che pochi giorni fa c'è stata una grande manifestazione a Olbia, in questo grande stadio, perché comunque si è disputato un triangolare importante, che sono le vecchie glorie della Torres, vecchie glorie dell'Olbia e della Nuorese. Vittoria per le vecchie glorie della Torres, e vedrete la telecronaca che... Cioè, io con il grande amico Icco Ribichesu abbiamo condotto egregiamente, soprattutto io che sono un grande intenditore di sport, vero Lello? Ti intendi tantissimo, soprattutto di calcio. Cioè io sono un grande intenditore, quindi il 28, mercoledì 28, su 5 Stelle Sardegna in prima serata ci sarà questa bellissima telecronaca in occasione poi... Ma per esempio le ragazze della Torres, della Torres femminile, che c'entrano con... quando vanno in trasferta? Sì. Perché le donne vanno via? No, loro dicono perché tornano. gli uomini vanno via. No, le donne, loro giocano, quindi vanno le via. donne vanno via. Allora, vogliamo dire una cosa importante. Primo, oggi, siccome è l'ultima puntata, abbiamo debellato tutta la pubblicità, andiamo diretti. Conoscerete quello che è questo grande cast tecnico, che ormai siamo dei fratelli lì, qualcuno dice, invece un grande applauso abbiamo fatto prima, lo facciamo anche adesso, perché senza di loro, credetemi, senza tutti quei ragazzi che stanno dietro le telecamere non si potrebbe fare questo spettacolo televisivo. Scusa se mi intrometto, sono qua di passaggio, vi Mariano saluto, Melis. Buonasera a tutti. Grande Mariano! Buonasera.
Volevo chiederti poi, siccome è già 3 volte che dici che è l'ultima puntata, si tratta di questa stagione o proprio l'ultima puntata? No, è per questa stagione è l'ultima puntata di questa stagione. E poi? Poi ci sarà il meglio del Paul Bar, tutto ciò che è successo durante l'arco di questa stagione che ci ha visti i protagonisti. Benissimo. Per 28 date. E poi siamo in giro per il Paul Bar in piazza. Partiremo per l'esattezza da Terti il 13 di giugno. Benissimo. Quindi, e poi le donne vanno via. Le donne vanno via. Invece allora Uguale lo fai. Guarda come lo faccio io, Paul De Santi non lo fa nessuno. Allora te lo chiedo perché se lo chiedono Sì. in tanti. L'anno prossimo? Il Paul Bar ci sarà o no? Penso di sì. No, diciamolo. Sì, ci sarà anche, immagino, mi dicono i ragazzi, dicono sì, ci sarà anche il prossimo anno. Bene, quindi al prossimo anno, no, facciamoci questa adesso, Bene. grande Mariano. Allora, fate l'applauso a Mariano, ragazzi. No, fallo a te. Allora, questa stagione è stata contraddistinta comunque da tantissime cose. Intanto l'uscita del disco di Andrea Poddighe. Andiamo qui Simone, al quale facciamo un grande applauso. Eccolo qua. Stagione per Andrea Poddighe che ha contraddistinto comunque il Paul Bar. All'interno di quest'album c'è anche Ciao a te, tra l'altro, oltre ai grandi successi di Un minuto alle 6, Luna e Nule, canzone scritta da Benito Urgu. E poi naturalmente quest'anno è stata contraddistinta Simone Facciamolo dal mio album che a volte canto, si vede anche così. Eccolo qua. E poi dall'uscita del nuovo album di Giuseppe Masia. Eccolo qua. 3008